你这个大笨蛋，连卖东西都不会卖，一点也不听我的话。大笨蛋，我付钱来找你来工作，你给我不好好工作，闲晃荡，我花这么多的钱请你来干什么用的啊？大笨蛋，我付钱来找你来工作，你给我不好好工作，闲晃荡，我花这么多的钱请你来干什么用的啊？找你来付了这么多钱，叫你好好工作，你就是不肯给我好好工作，连烟都不会买啊！我找你来付了这么多钱，叫你好好工作，你就是不肯给我好好工作，连烟都不会买啊！又不给我好好卖烟，又不给我好好工作，就会吃就会做啊，就会玩。Tu lavora male, molto male. Comprate sigarette? Io Alfonso lo fuma. Volete comprare i giornali? Se no volete i giornali c'è erba. Fumo pakistano. Erba del Tamil. Ma signor, vuoi cantare o no? Giornali? Amico, come già fa? Non si vende una sigaretta. E chi ci dice a cinese? Oh Gaetano, io sono autonomo. Io non dipendo di nessuno. Io non lavoro per un pacco di nessuno. Anche tu devi fare così. Devi essere in sé. Mette a fare l'imprenditore. Scusate, sigarette? No, grazie, non fumo, grazie. Senta, so che le sembrerà strano, ma mi sente caro, non so, posso trovare un babà fatto ad arte. Un babà, il trialotto. Ma state panziando? No, no, sono serissimo, guardi, siamo reduci da un viaggio massacrante. Per mia moglie, non so, può darmi una mano. Aspettate. Ami, se quando pigliano un babà? Babà, non lo so. Forse a Mergellina c'è qualche bar aperto. Ci può accompagnare? Ma sto faticando. La paghiamo, disturbo. Non posso. Dai, accompagnaci, poi dopo ci mettiamo d'accordo in qualche modo. Però non c'è nessuno in giro, eh? Pensavo che a Napoli ci fosse più gente. Signor, scusate, a che mese sta? Sto al quinto mese. Ancora non si sa se è maschio o femmina. Ma te non c'è freddo vestito in questo modo? Tutta la notte. Come ti chiami? Gaetano mi chiamo. Gaetano. Gaetano, scusa, ti dispiace se ti chiamo Elvis? No, non c'è problema. Non vi preoccupate. Elvis, scusa, ma te ce l'hai la fidanzata? Signor, ma perché non mi facete i fatti vostri? E chi mi piglia a me? Io tenevo una guaglione. Una ragazza. Però siamo stati una settimana e poi mi ha lasciato. Mi ha lasciato. Che le fanno tutto quanto è così. Stanno una settimana e poi mi lasciano. Ma allora dipende da te. Grazie, signor. Chi se fosse l'aiuto morale. Gaetano, voglio dire Elvis, non farci caso, la Bea è fatta così. Vorrebbe che fossimo tutti quanti innamorati. Ma che sta tutto così chiuso. Ma ritorna da me. Ma lasciato così, senza una ragione. Io non riesco più a lavorare. Questa mattina in ambulatorio per poco non rompevo un dente al mio vecchio cliente. Signor Cimmino, io voglio diventare un Don Giovanni. E voi mi dovete aiutare. Le carte che dicono? Lasciate stare le carte. Voi siete un professionista, un dentista apprezzato. La gente nei quartieri vi vuole bene. Che volete fare, il Don Giovanni?
Lasciate stare a questo... Come avete detto che si chiama? Alfonso. Si chiama Alfonso. Ma io lo voglio ancora. E io che volevo fare pittore. Postiglio, ci dobbiamo rassegnare. E allora deve schiattare. Io voglio tutti gli uomini ai miei piedi, signor Cimino. Io a questo qua gli ho trovato un lavoro, l'ho vestito, gli ho fatto regali e che regali. E poi si è preso pure la mia Vespa. Mo se ne va in giro tutta la notte con una ragazza che si è pure innamorata di lui. Postiglio, si sono fatti i quattro. E i tengo che fa. Mogliate venne, tornate rimane e vi parla pure per 10 ore. Ma mo ve ne dai, vi sono spiegato. Signor Cimì, scusate, sapete roba di mio babà? E babà. Voglio, ma tu fossi struzzo. La mi scusi, non è uno scherzo. Per favore, non è uno scherzo. Chiocchio! Ma chi è? Dove sei? Verici? Il signor Cimino ci ha detto che potremmo trovare babà. Ci stanno. Chi sono? Sono per te? No, sono qua signore. Come volete? Con rummo o con limone? Scusi, me lo può ridire pianino perché non ho capito nulla. Ah, ma non siete di Napoli? Vero sì? No, veniamo da Milano per trovare i vostri papà. E quando è nata lei? Elvis, No, per amore di a che storia? uno solo. Allora uno. Aspettammo Cavana, Sua Eccellenza, o padrone sta vita, sta iucanna qua amice c'etena, e farni sempre prima partita. Elvis, scusa, ma perché non cambi lavoro? Tutta la notte è freddo. Quale lavoro? A Napoli. Scusa, perché non vieni a Milano? Perché a Milano trovo fatica. Come no? Guarda, noi ti lasciamo il numero, vedrai che Fabio un posto in fabbrica te lo trova. Vero amore?
Vienici a trovare, qualcosa per te la inventiamo. Tergiversare. Che significa? Non lo so, mo lo scrivo. Ami! Ami, i nostri amici se ne vanno. Elvis, grazie mille. Ciao. Elvis, trovati una ragazza! Una ragazza, una guagliona. Ma che è sta cosa? Ma è così, ma mica si fa così. Ma si fa così. Ma non è così! Non è cosa tu sa, ma non è come si fa? 1, 2, 3. Ma che faccio? Vado a Milano? Ma tu mi vedi a merendare una fabbrica? A Milano, all'estero. Rimani qua, io. Facciamo gli imprenditori. Io fra poco avrò il permesso di soggiorno. Inizio a vendere dischetti dei computer. C'è pure lavoro per te, io. Io quasi quasi parto, a me. Ma io. Sfruttiamo le risorse locali. Non fare lo sbaglio che ho fatto io. Ho lasciato la mia terra, la famiglia, gli affetti. Anche qui ci possiamo arricchire. Bye.